Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Cucina, Gioia e Fantasia. Un saluto affettuoso da me Antonella e dalle mie due valide girl Roberta, Valeria. Oggi presenteremo un piatto stupendo della tradizione siciliana, le sarde a beccafico. Le sarde a beccafico, come tutti i cibi siciliani che non sono casuali, hanno una storia e noi la raccontiamo, perché anticamente si cacciavano degli animali, degli uccelletti che si chiamavano beccafico ed erano una specie di cardilluzzi, per dirlo in lingua siciliana, ci tengo a precisare lingua siciliana, però erano il cibo dei ricchi che andavano a caccia e si dilettavano, oppure a cui le persone li fornivano e quindi potevano mangiare questi uccelletti deliziosi. I poveri però non rimanevano a guardare e allora si sono inventati le sarde a beccafico, cioè con un prodotto povero, le sarde che nel nostro mare abbondano grazie a Dio e sono squisite, trasformate, o meglio finte, diciamo così, da uccelletti. Avevano la stessa posizione dell'uccelletto, però erano in realtà delle sarde ripiene di questi splendidi ingredienti che adesso vi andrò ad enumerare: la mollica, il pane, il formaggio dei poveri, sempre cibo di riciclo, quindi antico e modernissimo, attualissimo se non altro, mollica atturrata, detto in arabo, perché atturrare è una parola che viene dall'arabo. Ecco quindi le varie culture che si intrecciano e si uniscono nella cucina siciliana. Quindi questa splendida mollica di pane col pane duro, grattugiata e poi atturrata, cioè fatta tostare leggermente con un filo d'olio, l'uva passa, gloria e delizia della cucina araba e della cucina siciliana, quindi i pinoli, che fra l'altro nel nostro territorio con tutte le pigne che ci sono non è che è difficile trovarli, e poi sale, pepe, prezzemolo, la cipolla, l'alloro, elemento essenziale che serve a profumare di un profumo squisito questo piatto, e o pecciosino che sta dappertutto. Dici che è come pecciosino? Esattamente. La nostra mollica atturrata va aromatizzata con un pochino di scorzetta d'arancia, sempre se è stagione di arance. Se non ci sono le arance va bene pure il limone. Infatti noi, proprio perché abbiamo questa ampia disponibilità, oggi aggiungeremo scorzetta d'arancia e Valeria aggiungerà un pochettino di scorzetta di limone. Va bene così Roberta, adesso passiamo a Valeria, ti sposti un attimino, ecco Valeria vieni qua, aggiungi un pochettino di scorzetta di limone grattugiata, l'arancia la puoi posare. Questo servirà a rendere ancora più gustosa e aromatica la nostra stupenda mollica atturrata. Vi scorderete di buttare il pane duro se seguirete le nostre ricette, e quindi avrete anche fatto qualcosa di molto importante per il risparmio e per un'alimentazione sana e anche che sia nel rispetto delle leggi della natura e di tutto ciò che non va buttato ma riciclato. Benissimo, brava Valeria, grazie, va bene così. Aggiungiamo adesso il prezzemolo. Valeria, perfetto, bravissima. Vedi? No, tranquilla, Manuzzi Massari, dai, brava, brava. Mannaggia. Perfetto, ci siamo. La nostra mollica atturrata va completata con pinoli, uva passa precedentemente messa a bagno, state attenti altrimenti rimane dura, prezzemolo tritato, scorza d'arancia e scorza di limone. A questo punto possiamo procedere mettendo un pochettino di sale sulle sarde e un pochettino di pepe ovviamente, e si procede al riempimento. Vi dicevo, e penso che abbiate compreso, che queste sarde sono un pochettino piccoline, perché la sarda non sempre si trova della stessa grandezza, dipende dall'epoca e forse dal periodo, diciamo, e quindi magari in questo periodo si trovano sarde più piccoline, ma non vuol dire niente, perché il piatto non viene minimamente compromesso e le sarde sono belle fresche, quindi saranno buonissime. A questo punto un'operazione un pochettino, diciamo, sturdusedda nella nostra bella lingua, si devono arrotolare con pazienza le sarde. Forza Roberta, vuoi provare Valerio? Ecco, Valeria, no, al contrario, devi partire dalla base come ha fatto Roberta, vedi? Perché deve uscire la coda della sarda, che è quella che dà l'impressione del beccafico, cioè dell'uccellino, capite? Vediamo un po', ma come sono brave le mie ragazze, orgogliosa di voi. Non ti preoccupare, se qualche pinolo scappa non è successa niente, l'assicutiamo. Le nostre meravigliose ragazze hanno portato avanti questo splendido progetto di questo piatto e vedete che le nostre sarde sono sistemate nella teglia.
Adesso c'è una parte importantissima, noi metteremo fra sarda e sarda, anche così in ordine sparso diciamo, l'alloro, che ha due funzioni: dare sapore e sgrassare, perché l'alloro è uno sgrassante naturale. Però le sarde non è che siano grasse, ma in ogni caso si sposa bene con questo piatto perché migliora e completa questo stupendo sapore che avranno le nostre sarde. E aggiungiamo pure delle fettine di cipolla che avremo tagliato. Ecco, questa è stagione, si vendono dappertutto le cipolle, perché le cipolle si producono a fine primavera e quindi ci sono le cipolle di stagione, diciamo così, anche se la cipolla la troviamo sempre, però per ora ci sono queste belle cipolle e allora noi disporremo le cipolle e l'alloro che daranno un sapore squisito a questo nostro piatto sicilianissimo e di effetto. Quindi questo piatto lo potete adoperare anche per un pranzo elegante, può essere un ottimo antipasto oppure per cena. Potete sbizzarrirvi perché sicuramente sarà di sicuro successo e sarà gradito a molti, perché è buono, non ci sono grassi. Come avete visto abbiamo usato la mollica e quindi abbiamo riciclato il pane, un po' di olio che sta sempre bene dappertutto, il nostro meraviglioso olio, guardate che meraviglia, l'olio di queste contrade, e poi l'uva passa e i pinoli, un po' di sale e un po' di pepe e l'alloro che conferirà al tutto un sapore squisito. Le nostre sarde sono già belle posizionate, completate con la cipolla e l'alloro e un filo d'olio che ci sta sempre bene, ricordatelo, il nostro meraviglioso olio di queste contrade. A questo punto le metteremo nel forno per circa 15-20 minuti, vi renderete conto anche così guardando o mettendo la forchetta, il pesce prevede una cottura molto breve e un forno che non sia eccessivamente alto. Detto questo, poi gusteremo la meraviglia di questo prodotto e soprattutto il profumo che sarà buonissimo. Alla fine, quando le sarde saranno cotte, aggiungeremo un po' di succo di arancia, potete aggiungere anche il succo di limone se volete, ma se è stagione di arance, le arance vanno molto bene. Siamo arrivati al termine della nostra preparazione, le nostre meravigliose sarde a beccafico sono pronte e vi assicuro che oltre ad essere belle da guardare saranno sicuramente buone da mangiare, ma questo non lo devo dire io, le nostre assaggiatrici, ma sprigionano un odore stupendo perché si sono mischiati gli odori della cipolla, dell'alloro e quel po' di arancia che sa il fatto suo, ma c'è anche l'odore del pesce, il nostro fresco pesce della Sicilia, che è qualcosa di stupendo, di meraviglioso, vi assicuro. Ecco, andiamo a disporre nel nostro bellissimo piatto di portato, un piatto di ceramica siciliana, noi ci trattiamo bene, non ci facciamo mancare niente e quindi tutto ciò che usiamo rientra nella nostra tradizione e la ceramica siciliana, grazie a Dio, non è seconda ad altre ceramiche, in ogni caso è nostra ed è molto bella. Ecco, disposte queste nostre splendide sarduzze, questi beccafico così come si chiamano nel nostro piatto, adesso faremo due cose finali prima di procedere all'assaggio delle nostre splendide assaggiatrici. Decoreremo con qualche fogliolina di prezzemolo, vai Roberta. Poi ci sarà un piccolo tocco finale che è facoltativo, io lo faccio, se voi volete potete farlo, diversamente no, o come vi ho già detto potete cambiare, anziché mettere succo d'arancia potete mettere il succo di limone, come vi piace di più. Ed ecco a voi le nostre meravigliose sarde a beccafico pronte da gustare. A questo punto c'è l'assaggio. Ecco Roberta, procedi con l'assaggio di questa nostra squisitezza, mi saprai dire poi la tua impressione su questo piatto. Tieni Valeria, ecco le nostre assaggiatrici sono molto professionali e molto brave. Com'è? Buonissimo, Roberta è soddisfatta e Valeria pure. Ecco quindi il nostro piatto bello e completato, le nostre sarde a beccafico. Vi ricordo che potete acquistare i nostri prodotti sul sito www.sicanisolidaleshop.com. Prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di lasciare un like, un commento e condividere il video. In descrizione trovate tutti i nostri prodotti che sono acquistabili sul nostro sito. Io vi invito ad acquistarli perché sono molto buoni, si prestano a queste splendide preparazioni e a molte altre. Arrivederci al prossimo video e un ciao affettuoso da me Antonella, Roberta, Valeria. ciao ciao! Ciao.